Aurelio Gatti è il fondatore e il direttore artistico dei Teatri di Pietra, la rassegna che si svolge dal 1999 nei teatri antichi e nelle aree monumentali del paese. Quest'anno come sta andando? Sembra stia riscuotendo particolare successo. Ma sì, innanzitutto le chiamate da più parti di ritornare ad aprire i teatri, soprattutto quelli all'aperto, è stata una chiamata che ha inciso. Poi fondamentalmente la legittimità di quei territori, partendo proprio da Eraclea Minoa, che indipendentemente i grandi disagi, le grandi limitazioni che hanno avuto, hanno sentito forte di ripartire dal proprio territorio. Non è che si fa teatro, si fa identità. Qui noi siamo nel parco archeologico di Eraclea Minoa, fa parte del più grande parco della Valle dei Templi, è un comprensorio straordinario. È logico che tutti quei comuni che hanno voluto investire sopra il loro territorio, noi lì troviamo il motivo di reinventarci le comunità attraverso il teatro. Stanno andando bene? Devo dire che si è partito a fine giugno nel Lazio, all'anfiteatro di Sutri, poi l'anfiteatro Campano in Santa Maria, il teatro romano di Volterra e quindi la Villa Fraioli e poi la Basilicata e poi il teatro romano di Teano. Cioè quest'anno sono 23-24. La Sicilia fa la parte da leone con appunto Eraclea Minoa, con il teatro antico di Acrai, il Palazzo Crede, con Milazzo, la grande area del castello, piuttosto che con il parco archeologico Lilibeo di Marsala o quel Palmitelli di Caltanissetta. Sono tutti punti fermi di volontà degli amministratori, dei direttori dei parchi, di soprattutto quelle persone che danno la sponda al teatro che ha visto da Cinzia Maccagnano, vedrà Elisabetta Pozzi fra poco, Mita Medici, ha visto personaggi come la Preziosi e nuove produzioni, quelle di Emanuele Giliberti. È uno spirito unito intorno all'idea, si riparte, ma ripartiamo bene, perché c'è bisogno di ripartire con prospettiva, non per tirare a campare.